benvenuto a Mezz'ora. Gioacchino Genchi è molto noto negli ambienti e credo sia anche diventato molto popolare ormai fuori anche dagli ambienti di chi strettamente si occupa del suo mestiere, perché è diventato famoso soprattutto perché Berlusconi l'ha annunciato come il grande scandalo, l'uomo che ha fatto più di 350.000 intercettazioni. Genchi è vicequestore di polizia, è diventato famoso come il padrone dell'archivio Genchi, è un esperto informatico che ha lavorato in Italia con il meglio della magistratura, a partire da Falcone fino a De Magistris. È nell'occhio del ciclone perché lei ha detto delle cose, anche dopo, Genchi, prima e dopo, eccetera, eccetera. Tra l'altro anche, diciamo, c'è un processo nei suoi confronti, anche se lei continua a lavorare per la polizia, c'è un'indagine. Allora, lei è, come dire, un personaggio sgradito all'establishment perché ha detto sempre delle cose spiacevoli su molte persone, ha rivelato delle verità che è difficile sentire. Qualcuno ha detto, mi riferisco a Battista che ha scritto sul Corriere della Sera, esiste la teoria del complotto e Gioacchino Genchi è il suo profeta. Però molte delle cose che lei ha detto alla fine erano solo un anticipo di alcune cose che poi sono effettivamente successe. Io credo che a lei bisogna dare, Genchi, come dire, questo riconoscimento perlomeno di avere le informazioni giuste, se non la capacità di anticipare, per anticipare il futuro, se non il sesto senso. Cominciamo da una questione. Fini, il dossier di Fini, il nome di La Vitola. La Vitola è l'attuale direttore dell'Avanti. Io le devo confessare che mentre preparavo la puntata con lei ho sentito un'intercettazione. Non la possiamo far sentire qui perché, come sapete, le intercettazioni non è legale farle sentire, no, Genchi? Io l'ho sentita e c'è un'intercettazione, una telefonata tra La Vitola e un'altra persona di cui non rivelerò il nome, in cui appunto si parlava già di come riportare l'Avanti nell'area berlusconiana. Si facevano nomi, si davano giudizi e neanche sotto tortura dirò i nomi e i giudizi. Però l'ho sentita e la cosa più interessante di questa operazione Genchi, che non mi ha dato neanche Genchi, lo dico a chi ci ascolta, è che è del 2005. Quindi se c'è una macchina del fango che lavora con intorno la Vitola parte dal 2005. È una macchina del fango che in Italia è così, diciamo, attiva e da così tanto tempo? La creazione dei regimi nella storia dell'Italia, ma non solo dell'Italia, della Germania, della Spagna, della Grecia, per non andare nell'America Latina, ha avuto dei percorsi in cui l'utilizzo dell'esercito, delle armi, del momento violento, del momento eversivo, terroristico è servito, diciamo, per stabilire dei mutamenti istituzionali. Se noi guardiamo quello che è accaduto in Italia, perché bisogna leggere la storia, perché poi la singola intercettazione o il singolo dato investigativo, il pentito certo, va contestualizzato. Io di questo portavo solo la data, diciamo. Se noi guardiamo la storia, probabilmente il ricordo di Hitler morto suicida alla cancelleria del Terzo Reich o di Mussolini appeso a Piazzale Loreto hanno indotto a trovare altri sistemi nel cambiare gli assetti istituzionali e democratici. E quindi all'olio di ricino, al manganello, è stato sostituito un olio di ricino e manganello che non ha quegli effetti collaterali purgativi. Quindi c'è un utilizzo dell'informazione. Però, quindi diciamo, una democrazia si può subornare con l'informazione e nella fase in cui si innesta in un sistema che era sicuramente corroso dalla corruzione, ma che era fatto da partiti che nascevano dalla resistenza, che era la Prima Repubblica, di cui si può dire un gran male, e persino coloro che l'abbiamo combattuta da ragazzi oggi forse finiremo per votare per quei leader politici contro i quali siamo andati a tirare pure le monetine. E quello che accade in Italia nel 90, quando un Parlamento di corrotti vota la più ignobile delle leggi che il Parlamento italiano ha votato, che è la legge Mammì. Genchi, non mi faccia il politico, è il controllo dell'informazione. È andato Hitler, lei non può arrivare alla Vitola, passiamo non può al 92-93. Non può arrivare all'Avanti se non parte dal controllo dei mezzi però di lo capiamo. informazione. Allora, ci dica qualcosa di più preciso. La Vitola, secondo lei, per quel che lei sa, per quel che lei capisce, sulla base, diciamo, del lavoro che lei ha fatto una vita, effettivamente ha delle responsabilità nella costruzione di questo dossier antifini, come dicono i finiani, o no? Guardi, quando si fa informazione, così come quando si fanno le indagini,
la prima regola è quella di evitare la superfetazione e quindi evitare di creare il personaggio, perché spesso dei semplici delinquenti, dei semplici criminali magari collegati a piccole associazioni mafiose che si sono limitati a mettere una bottiglia incendiaria o andare a chiedere il pizzo sono passati per grandi capimafia quando faceva comodo. Quindi stiamo attenti a non fare una pubblicità, quindi ingigantendo un personaggio, peraltro anche giovane di età, che potrebbe passare come il capro espiatorio, e quindi potrebbe essere anche ceduto in pasto, come qualche direttore del giornale. La Vitola è certamente, da un punto di vista operativo, l'ha detto pure lui, ha rilasciato un'intervista al giornalista di Anno Zero che l'ha seguito persino, l'abbiamo visto scendere da un aeroplano, un jet executive, io non so se sa quanto costi, l'ultima volta che ci sono salito con Giovanni Falcone, viaggiavamo con un aeroplano uguale a quello, ma viaggiavamo per, vabbè, questo non possiamo per scopi chi istituzionali. Vabbè, ma certo, va bene, l'Avanti non penso che abbia tutti questi spazi, tutte queste possibilità allora, qual è economiche. Il ruolo che lei... Probabilmente avrà difficoltà pure a pagare il fattorino per andare a buttare al macero i giornali che non si vendono. Quindi, insomma, E allora? La Vitola certamente ha agito su mandato di qualcuno, è andato in uno Stato, chiamiamolo Stato, insomma un paesino che ha la dignità di uno Stato un po' più piccolo di Bagheria, in cui l'assessore alla polizia urbana magari si chiama ministro, ma può fare grandi cortesie. Ha avuto delle entrature, è uno Stato che sta alle offshore. Allo stato attuale noi non abbiamo prove di questo, insomma, cioè non abbiamo prove provate, però non abbiamo prove provate che in questo rapporto sia nato poi un dossier patacca, perché lui continua a dire di avere tutte le prove sulla proprietà della casa di Fini. Il dossier patacca, ci sono casi di dossier patacca, spesso devono indurre a pensare che i dossier patacca se li fa fare chi poi li vuole utilizzare per riemergere anche da situazioni difficili, che so, accusare una persona di pedofilia o di mafia o di traffici di droga o di altre cose quando poi risulta totalmente estraneo è qualcosa che poi riabilita la persona che magari per altre cose un po' più serie potrebbe essere messo in difficoltà. La tecnica, e ormai abbiamo delle casistiche che ci consentono anche di trovare il campione, in statistica si chiama la modale, la tecnica non è quella di creare un dossier falso in cui i presupposti sono totalmente artefatti, i fatti ci sono, cioè i dati oggettivi ci sono, gli elementi per mettere insieme il film, la sceneggiatura del film ci sono tutti, la casa a Monte Carlo, così come la vicenda Marrazzo, così come la vicenda Caldoro, così come la vicenda Sircana e potremmo andare avanti, potremmo andare indietro. Quello che è il dato, qual è? Sono due. È l'accrescimento con quel qualcosa in più, quindi quel valore aggiunto, e il tempismo. Ecco, c'è qualcosa, veda, che nelle indagini giudiziarie è la prova regina, più del DNA, più dell'impronta papillare, più del pentito, che è il calendario, l'orologio. Ecco, se lei segue gli eventi storici, politici... Possiamo dire che i dossier... C'è un nuovo tipo di dossieraggio che da 1 anno e mezzo a questa parte condiziona la vita della Repubblica, il governo Berlusconi, perché voglio dire, noi abbiamo parlato molto del dossier contro Fini, ma c'è chi dice, incluso oggi per esempio Beckes sul Libero, che c'è un dossieraggio, quello vero, lui dice, nei confronti di Berlusconi. Lo scrive dicendo, parlando del filmato, quello dell'Aquila al G8, quello in cui racconta le barzellette, eccetera, eccetera, che è sbucato molto tempo dopo e dice: per questo il filmato sbucato 1 anno e fuori tempo è segno del vero dossieraggio in atto. Quindi c'è un nuovo uso del dossieraggio ed ha tutto a che fare col governo Berlusconi, anche contro Berlusconi. Guardi, su Berlusconi certamente corre molti più rischi di quanti ne possa correre Fini ed altri, perché nel momento in cui dovessero utilizzare tutto ciò che hanno raccolto, che possono raccogliere su Berlusconi, e qualche cosa l'hanno tirato anche fuori, non certo quel filmato, perché qualunque personaggio pubblico, persino io che non sono nessuno, quando vado fuori, i ragazzi, gli incontri, eccetera, chiunque ha il telefonino, il computerino, eccetera, fa il filmato e poi lo mette immediatamente su YouTube, lo linka su Facebook. Insomma, io ho una domanda... Che ci sia un complotto sul filmato di Berlusconi mentre racconta le barzellette, il discorso è un po' diverso. L'aspetto invece grave, secondo me, ed è veramente inquietante, io lo dico venendo da una regione come la Sicilia che oggi sta ospitando il Santo Padre mentre noi parliamo,
E sono i due pesi e due misure, cioè anche gli aspetti con cui alcuni commenti di Berlusconi sono stati, per cui se una cosa la diciamo io e lei siamo dei sacrilegi, siamo dei blasfemi, se la dice Berlusconi sono delle barzellette. Fermiamoci comunque a questo, cioè lei sostiene, grave, lei ha scusi, sostenuto in varie riunioni, in alcune interviste, non varie, ma in alcune interviste ha sostenuto che in realtà c'è stato un dossieraggio nei confronti di Berlusconi e che lo stesso primo ministro è diciamo sotto ricatto. Prima di rispondere a questo io vorrei chiamare in mio aiuto come esperto in queste cose e sentire l'opinione anche del senatore Luigi Zanda, che peraltro è una persona che su queste storie diciamo dei dossier, dei servizi segreti, della trasparenza ha sempre lavorato molto all'interno del PD. C'è il senatore? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Zanda, Buongiorno. spero che lei... Allora, ha sentito, io ho fatto la domanda e vorrei che Genchi ci dicesse